Cari amici di Vivere Musica, Valentina Lo Surdo è molto felice di essere in compagnia di Paolo Da Colla. Ciao Paolo! Ciao, ciao Valentina. Allora Paolo, noi stiamo raccontando con questi incontri i concerti che saranno protagonisti di Baroque Experience edizione 2022, cioè la sesta a Treviso naturalmente, presso la chiesa di San Francesco, quindi il tuo concerto è quello di sabato 15 ottobre. Paolo, come vedi vado subito al dunque perché sono tanti gli argomenti di cui possiamo parlare con te. Innanzitutto, questo titolo, e poi parleremo di questo ensemble, perché sia il titolo che l'ensemble contengono mondi. Il titolo Claudio Monteverdi in San Marco, prima di tutto è il titolo del concerto, ma è un progetto di ampio respiro anche da un punto di vista discografico. Sì, il titolo ovviamente comprende il lungo periodo della parte della vita finale di Monteverdi, in realtà un trentennio, dal 1613 al 1643, fino alla morte. Insomma, Monteverdi, dopo essere stato, per così dire, licenziato dalla corte di Gonzaga a Mantova, è stato nominato rapidamente maestro di cappella della Basilica di San Marco, quindi un ruolo molto importante, e subito il suo arrivo ha fatto sì che gli organici della cappella musicale, cioè il numero, insomma, di cantori e di strumentisti, aumentasse, e insomma ha attuato una vera e propria riforma della cappella musicale, fino ad arrivare, insomma, a un numero di 8 cantori per ogni sezione appunto della cappella musicale. Poi Venezia è stata per Monteverdi un luogo ricco di committenze, di opportunità, di possibilità, cioè non soltanto il ruolo nella Basilica, che era pure molto impegnativo, ma anche la possibilità di scrivere per i teatri, innanzitutto, perché Venezia era già allora città di teatri, e lo sarà poi sempre di più. È la città in cui si è inventato il teatro, eh, appunto con un pubblico pagante, quindi è la prima città in cui si è fatto commercio, per così dire, con l'attività teatrale. E poi naturalmente altre possibilità, opportunità di composizione, di esecuzione nei cosiddetti ridotti, cioè nelle camere private, nei saloni dei palazzi delle famiglie aristocratiche veneziane. Quindi le opportunità di composizione e di lavoro erano molteplici per Claudio Monteverdi. Noi abbiamo dedicato un disco e poi naturalmente anche questo programma, che per molti aspetti coincide, ma per altri no, vedremo, alla musica, alla produzione sacra, quindi alla musica presumibilmente scritta appunto per la Basilica di San Marco principalmente. E quindi eseguiremo una messa a 4 voci, eseguiremo le litanie mariane, e poi eseguiremo alcuni mottetti, insomma, quindi questo per dare un po' un'idea di diversi generi anche di composizione, ma sempre nell'ambito della produzione sacra. Quindi chiaramente Monteverdi ha scritto molto di più di quello che noi eseguiremo, però intanto cerchiamo di dare un saggio significativo di musiche anche di varia natura. Naturalmente con Paolo Da Colla si parla di musica eseguita, cantata e ricercata, per cui è molto interessante confrontarci con te Paolo, perché naturalmente direi che su questo forse possiamo aprire una gradita parentesi. Tu sei veneto, hai studiato a Bologna, hai un'esperienza amplissima internazionale, ed è bello però che sei tornato anche a Venezia con l'occhio, ovviamente, lo spirito di osservazione dell'uomo, del musico moderno, ma anche con un ruolo che ti permette il contatto più profondo con la ricerca, perché hai un ruolo anche molto interessante all'interno del conservatorio, bellissimo, straordinario, il Conservatorio di Venezia, e quindi ti chiederei di raccontarci brevemente anche qual è
questo tuo contributo all'interno di questo bellissimo conservatorio e che cosa ti permette anche di fare, di osservare. Forse questo disco in qualche modo si deve anche a questo humus che tu stesso respiri a Venezia. Ma diciamo che tutti gli esecutori di musica antica devono studiare, devono informarsi, devono soprattutto cercare di capire quali fossero le originarie modalità di esecuzione. Naturalmente è impossibile essere autentici, no? È un mito quello dell'autenticità dell'esecuzione, però possiamo cercare comunque di informarci su come sarebbe bene, gli organici per i quali sono state scritte queste musiche, capirne il contesto, e lo si può fare attraverso lo studio, soprattutto appunto per repertori così lontani dal nostro tempo. Quindi questo è un po' inevitabile, insomma, unire esecuzione e ricerca, diciamo che è fondamentale per la musica antica, credo che sia assolutamente fondamentale. E sì, io qui ho il ruolo, mi trovo in questo momento anche nella biblioteca del conservatorio, ho il ruolo di bibliotecario di una biblioteca molto molto ricca che quotidianamente ci riserva sorprese, nel senso che io sono qui da 2 anni, ma insomma è possibile ancora trovare cose nuove in una biblioteca così grande, così immensa e così naturalmente anche bisognosa di essere catalogata, ordinata, insomma, e quindi questa è un'opportunità anche di studio, certamente, anche per me, quindi unire le due cose e soprattutto trovarmi qui in questo contesto, poi in una città che è ricca di fonti musicali, devo dire la verità, disseminate un po' in tutta la città, perché le troviamo presso, non so, la Fondazione Levi qui vicino, la Fondazione Cini, la Biblioteca Marciana naturalmente, e altri, la Fondazione Querini Stampalia, insomma, sono tante le biblioteche dove troviamo materiale musicale. Ecco. E quindi in questa città dove c'è un archivio di Stato che documenta molto bene soprattutto l'attività nella Basilica di San Marco, ma anche in tutta la città, insomma, perché è una città questa che tra chiese, scuole, cioè confraternite grandi e piccole, insomma, così come per Monteverdi rappresentava un'occasione di lavoro molto, molto intenso, così anche per noi rappresenta un'opportunità di studio e di ricerca molto grande. Quindi, insomma, quindi queste biblioteche conservano, come dire, i sedimenti di questa storia musicale. Che bello. E allora ricordiamo naturalmente il Conservatorio di Venezia, il Conservatorio Benedetto Marcello, e dicevi appunto di quante scoperte, di quanti regali questa biblioteca può offrire. Ti va di raccontarci un esempio, ad esempio, visto che siamo in clima veneziano appunto anche con questo titolo di concerto? Naturalmente soprattutto materiale settecentesco, ma ecco, ad esempio l'altro giorno abbiamo in pratica riconosciuto alcuni fogli sparsi che in realtà facevano parte di un'edizione di salmi in ebraico di Salomone Rossi, e quindi trovavamo questa annotazione appunto in lingua ebraica poi il testo, oppure un lotto di oltre 70 autografi di Baldassare Galuppi, che diciamo, avevano necessità di essere identificati perché risultavano così musiche anonime, non conosciute, sicuramente ben concertate, materiale settecentesco di metà secolo, insomma attorno al 1750, la musica sacra di grande interesse, ma appunto non era stato, oppure un gruppo di 150 autografi di Domenico Dragonetti, che è stato uno dei più grandi contrabbassisti della storia della musica, e assieme a Bottesini, appunto i 2 italiani, grandissimi esecutori e virtuosi a questo strumento, insomma, che è nato a Venezia, che ha lasciato il suo contrabbasso alla Basilica di San Marco, e poi le musiche sue, i suoi autografi, tramite l'editore Vincent Novello e i suoi, soprattutto i pronipoti, è giunto al liceo musicale, quindi si trova qui, ma non era ancora stato, diciamo, studiato questo materiale, adesso ci accingiamo a studiarlo, catalogarlo, ma la catalogazione e la digitalizzazione sono solo una parte, poi naturalmente è importante che questa musica venga restituita in suono. E quindi ecco qui che entriamo a parlare del secondo grande argomento di questo incontro, ovverosia questo ensemble. È un ensemble importante nel panorama internazionale con alcune particolarità,
lo guidi dalla sua nascita, nel 1998, quindi è un ensemble ormai che ha una bellissima storia, molto, molto premiato, molto considerato, sia per la qualità musicale che anche per appunto questo lavoro di riscoperta. Raccontaci innanzitutto come si chiama, perché si chiama così e poi andiamo a capire la specialità di questo ensemble, che ovviamente sarà quanto poi gli ascoltatori, il pubblico del Festival Baroque Experience si troveranno di fronte. Sì, beh, diciamo, io frequento la musica antica da quando ero quindicenne, si può dire, insomma, e questo interesse, insomma, risale proprio alla mia adolescenza, ma insomma, negli anni poi ho maturato il convincimento che ci volesse un gruppo vocale maschile anche nel nostro paese, anche perché erano molte ormai le voci educate a cantare questo repertorio, che però militavano per lo più in gruppi stranieri, dove la musica antica da più tempo era stata studiata ed eseguita. E quindi mi sembrava paradossale che proprio in Italia, dove gran parte di questo repertorio è stato composto oppure è stato stampato ed è stato diffuso, non venisse eseguito da un gruppo italiano. Ecco, e così è stato, naturalmente senza preclusione. Abbiamo spesso collaborazioni anche di cantori, di cantanti o inglesi o francesi, insomma, che negli anni appunto si sono aggiunti al nostro gruppo. Ma abbiamo costituito questo gruppo nel 1998, esattamente così, e quindi abbiamo da subito dedicato il nostro interesse soprattutto ad autori franco-fiamminghi che avevano lavorato in Italia, composto in Italia. Naturalmente ci viene in mente il nome di Josquin, a cui abbiamo dedicato 2 dischi, ma anche il nome di Nicolas Gombert, che era il maestro di cappella di Carlo V, che abbiamo proprio eseguito come primo disco, un disco dedicato alla missa scritta da Gombert per l'incoronazione di Carlo V a Bologna nel 1530. Ed era il nome del gruppo che abbiamo voluto dare al gruppo è Odecaton. Odecaton, sono 100 dal greco, quindi 100 canti, è il titolo del primo libro a stampa di musica polifonica che sia stato appunto stampato a Venezia nel 1501 da uno stampatore marchigiano di Fossombrone, Ottaviano Petrucci, e in realtà sono appunto meno di 100, ma sono un gruppo cospicuo di composizioni, soprattutto di autori franco-fiamminghi, che ovviamente allora erano molto educati appunto nelle métrise, nelle cattedrali, nelle scuole delle cattedrali del nord, avevano grande perizia appunto nella composizione e nel canto, e venivano attratti dalle corti italiane soprattutto, ma anche dai grossi centri appunto come Venezia e naturalmente Roma ovviamente, e quindi scendevano dal nord nel bel paese per cantare e comporre e stampare la loro musica, proprio a Venezia soprattutto, che è diventata da subito la capitale della stampa musicale. Insomma, poi la stampa musicale si è diffusa anche in Francia, anche in Germania e anche nei paesi appunto tedeschi, anche in altri paesi, ma insomma, l'Italia ha sempre avuto un ruolo molto importante. E quindi da questo insomma il titolo, il nome del gruppo, perché l'interesse primo è stato quello. Poi lo abbiamo ampliato, ci siamo occupati anche di musica più moderna, per così dire, per arrivare appunto a Monteverdi e poi ad Alessandro Scarlatti, diciamo, spinti molto in là, diciamo, rispetto a questi primi interessi. Poi in realtà ogni tanto eseguiamo anche musica contemporanea. Dici intanto per questo concerto che ascolteremo dunque a Treviso il 15 ottobre, chi è il protagonista con te di questo concerto? Sì, appunto, come vi dicevo, è un gruppo maschile, quindi anche nelle parti più acute sono cantanti che cantano in falsetto, per dire, con voce di testa, come si faceva allora, anche se in realtà all'epoca di Monteverdi e in San Marco vi erano anche numerosi cantori evirati, perché dagli anni 60 del Cinquecento hanno cominciato ad arrivare nelle cappelle musicali italiane
nelle quali, come tutte le chiese appunto, era fatto divieto alle donne di cantare, a meno che non fossero monache, quindi non cantassero con una formazione tutta femminile, invece nei conventi, nei monasteri femminili, appunto cantavano soltanto gli uomini. Naturalmente noi abbiamo fatto questa scelta perché questa musica è, diciamo, scritta e indirizzata a voci, in un mondo così androcentrico, per così dire, a voci maschili, e quindi in qualche modo cerchiamo di trovare un suono che sia vicino a quello che sta per il quale queste composizioni sono state concepite. Allora, canteranno con noi alcuni controtenori, quindi sono 4 controtenori, quindi voci acute. Esatto, spiega anche leggermente le differenze che ci sono tra questi timbri, per cui il controtenore è la fascia più acuta di questo ensemble. Esattamente, e sono voci di falsetto. Naturalmente anche tra le voci di falsetto noi troviamo voci più acute, e nel nostro gruppo ci saranno Stefano Guadagnini e Guillaume Terrell, che appunto è un controtenore francese di Parigi. Poi in voci invece sempre in falsetto, ma nella parte diciamo contraltile, quindi un po' più bassa, e sono Andrea Rivabene e Gianluigi Ghiringhelli. E poi avremo invece dei 2 tenori, Massimo Lombardi e Roberto Rilievi, 2 bassi, Davide Benetti e Guglielmo Bonsanti, e poi un basso continuo con all'organo Daniel Pereer, che in realtà eseguirà anche brani organistici, quindi ci sarà uno spazio anche proprio specificamente dedicato all'organo, e non con musiche chiaramente di Monteverde, che non ha scritto musica per organo, se non utilizzato l'organo come appunto strumento per il basso continuo, per l'accompagnamento, e poi Eleonora Ghiringhelli appunto alla viola da gamba. Quindi questo è l'organico del concerto del 15. Insomma, io appunto farò in questo caso da maestro di cappella, per così dire. E un aspetto molto affascinante di questo rapporto con la vocalità antica, come anche hai accennato, è con delle timbriche cui non siamo così abituati. Se ti va, sarebbe interessante se ci potessi dare anche qualche piccolo accenno alle diverse sfumature di timbri maschili su registri acuti, come possono essere il sopranista, il controtenore, ce l'hai appena citato, oppure anche l'haute contre, per esempio, che è un timbro ancora più raro. Puoi farci capire come si muove questa vocalità antica, che è sempre più anche affascinante alle orecchie moderne? Ci sono sempre più cantanti anche che hanno questa tecnica, alcuni in falsetto completo, altri invece riescono anche a esprimere, non dico una voce piena, ma insomma quasi, rispetto a quello che poi erano le caratteristiche chiaramente degli Evirati, insomma. Sì, beh, diciamo che ho citato i 2 registri, che sono appunto quello di petto e quello di testa, il cosiddetto falsetto, che venivano utilizzati appunto in quell'epoca proprio per coprire tutto il range, diciamo, dell'estensione, che non era così ampio come oggi, insomma, quindi si cantava in ambiti abbastanza comodi, per così dire. Anche il diapason cosiddetto, che allora veniva chiamato corista, in un'epoca in cui il diapason non era stato ancora inventato, e l'altezza appunto poteva cambiare da luogo a luogo. A Venezia il corista era piuttosto alto, in genere, nel sud Italia piuttosto basso, quindi si cantava più basso, diciamo. Ecco. Le caratteristiche timbriche, sì, sono quelle appunto, i sopranisti sono coloro che riescono ad arrivare in una tessitura, diciamo, sopranile, perlomeno per questo repertorio, perché chiaramente poi in epoca successiva si va ancora più in acuto, dove anche arrivavano naturalmente i cantori virati. E poi c'è una fascia appunto contraltile di cantori che cantano ugualmente in falsetto. Certamente sì, tu hai citato gli haute contre, questo è un tipo di vocalità che è più diffuso in Francia e anche in Inghilterra, cioè una vocalità che in qualche modo mescola i 2 registri, e quindi non fa sì che ci sia un passaggio abbastanza netto tra il petto e la testa, tra la voce di petto e il falsetto, ma che mescola i 2 registri, e quindi
diciamo, tenori che hanno la capacità di andare nell'acuto senza spingere, senza dover ricorrere appunto a una spinta del diaframma e un'energia anche sonora notevole, quindi mescolando i due registri. Poi appunto tenori e bassi o baritoni, insomma, a seconda di quello che serve. Tutti questi registri noi li troviamo appunto negli organici delle cappelle, nelle quali si entrava dopo un esame, e l'esame comprendeva sempre i due aspetti, quindi la dispositio vocis, cioè la voce. La voce sappiamo che in qualche modo è un dono di natura, quindi naturalmente deve essere coltivata questo dono, però era anche molto importante la competenza musicale, cioè la capacità di leggere con facilità, di conoscere tutte le regole che appunto anche noi dovremmo conoscere per l'accidentazione, cioè decidere dove mettere i diesi, se i bemolle, che noi nella notazione moderna abbiamo scritti in maniera esplicita, allora erano impliciti, cioè venivano sottesi, venivano sottintesi, e in realtà ogni esecutore doveva sapere come collocarli in base alla propria esperienza. Quindi i due aspetti erano la conoscenza teorica, la capacità, ecco, la prontezza nel leggere e la voce. Quindi questi due aspetti venivano valutati sia singolarmente sia cantando con i compagni, in cappella, insomma. E quindi questo avviene un po' anche oggi, diciamo che bisogna cercare di avere i due L'esame aspetti. d'ammissione, insomma, sono passati i secoli, ma più o meno prevede attitudine naturalmente, ma anche competenza. Un altro aspetto che potrebbe essere interessante, anche adesso stiamo volgendo verso la conclusione di questo incontro, per restare proprio anche in tema, appunto, se siamo in collegamento con te, che sei nella meravigliosa biblioteca del Conservatorio Marcello di Venezia. Il titolo a San Marco con la connessione a Monteverdi ci richiama a una Venezia che in particolare tra il 5 e il 700 è stata una capitale musicale senza limiti. Forse Roma e Napoli potevano competere con ambiti differenti, ma insomma è stata una capitale veramente mondiale. E un ruolo molto interessante in quel periodo lo hanno giocato gli ospedali o i conservatori. Potrebbe essere interessante anche così uno spaccato in questo mondo, anche perché le parole moderne in realtà non corrispondono perfettamente alle parole originarie, di cui tu naturalmente sei un esperto. Quindi aprici questa tenda, questo sipario su una Venezia del 5, 6, ma anche 700, in cui questi luoghi giocarono un ruolo fondamentale anche di grande opportunità musicale per tanti. Sì, è stato dedicato anche un libro che porta il titolo appunto Oltre San Marco, proprio perché la Basilica di San Marco naturalmente è l'istituzione più studiata anche sotto il profilo delle esecuzioni musicali della sua cappella musicale, la cui vita è anche abbastanza ben documentata, perlomeno a partire dalla fine del 400. Ma in realtà la vita musicale si articolava presso tante diverse istituzioni. Io ho nominato prima le scuole, che sono appunto le confraternite, abbiamo in mente le grandi confraternite come la scuola grande di San Rocco, che avevano tutto un loro ordinamento con tanti confratelli, e tra questi confratelli vi erano spesso musicisti, e comunque ognuna di queste scuole, che magari era sorretta da una corporazione di lavoratori di un determinato ambito, eccetera, aveva un proprio santo, a cui era dedicata, quindi una propria festa, e quindi queste sono tutte occasioni di esecuzione, le scuole grandi e le scuole piccole. Poi sì, tu hai nominato, innanzitutto vanno nominate le chiese, le tante chiese che avevano proprie cappelle musicali, quindi San Giovanni e Paolo, cioè vari monasteri, varie chiese, insomma, avevano proprie cappelle musicali anche importanti, e poi che facevano in qualche modo concorrenza anche tra di loro. E poi hai nominato gli ospedali, appunto, che c'erano 4 ospedali in questa città. Naturalmente il più noto è l'ospedale della Pietà, presso il quale è stato operato per molti anni come maestro di violino, insomma, in realtà reggendo anche
il complesso delle fanciulle che erano lì, fanciulle, le putte o figlie di coro cosiddette, appunto, che venivano educate alla musica e che magari appunto, non avevano dote o avevano appunto, sì, venivano lì per ricevere comunque un'educazione musicale importante. E tra l'altro noi siamo anche depositari in questa biblioteca del Conservatorio del fondo musicale dell'Ospedale della Pietà, che è un fondo ricchissimo e molto importante, che conserva tra le varie musiche l'unico autografo veneziano di Antonio Vivaldi, che è un'aria scritta per una serenata, Andromeda Liberata. Perché è proprio lui che operava, stavi per dire, no? Chi Sì, operò lì a lungo fu lui, quindi sia per i compositori era il terreno di poter di sperimentare con degli ensemble vocali e non solo, anche strumentali, sia per fanciulle che o in questo caso fanciulle, quindi di sesso femminile, che erano o in condizioni ecco, di religiose, o c'era anche poi il sostegno agli orfani o comunque ai figli abbandonati che trovavano rifugio lì e trovavano anche un'educazione musicale. certo, c'era sia l'elemento diciamo assistenziale per così dire, sia quello proprio di educazione e comunque di raggiungimento di un livello musicale molto molto elevato. Vi erano appunto, e noi conserviamo le parti staccate di tutte le esecuzioni che venivano fatte in questo ospedale, di musiche non solo di Vivaldi, ma anche di Latilla, di tanti altri compositori, e ognuno di queste parti staccate porta il nome della fanciulla, che potrebbe essere in un caso, ad esempio, la celebre Anna Maria, che era la violinista preferita da Antonio Vivaldi, ma anche in realtà polistrumentista perché suonava anche il theorbo, il cembalo, insomma vari strumenti, insomma, quindi gli ospedali hanno contribuito grandemente alla vita musicale veneziana e poi naturalmente i teatri durante tutto il Seicento e poi nel Settecento, e soprattutto nel tempo di Carnevale, che era un tempo ampliato, diciamo, nel senso che non corrispondeva solamente al Carnevale da noi, così come è inteso, insomma, nel periodo che precede la Quaresima, per intenderci, ma copriva anche altre stagioni, quella dell'autunno. Insomma, era un carnevale allargato in cui appunto si poteva girare in maschera o frequentare i teatri in maschera, fare esecuzioni di opere che continuamente venivano commissionate anche appunto per particolari eventi oppure per le stagioni, insomma, teatrali vere e proprie. Paolo, affascinantissimo, potremmo stare qui a parlare ore, giorni, forse anzi secoli, visto che questi sono secoli di storia, quello che Venezia, il suo fascino contiene, e davvero sarebbe bellissimo poter immaginare quanti turisti vengono a Venezia e camminano per calli e attraversano piazze e piazzette senza rendersi conto di quanto un tempo questi luoghi risuonassero, letteralmente questi palazzi risuonassero della musica più straordinaria in circolazione in Europa e che era il centro del mondo. Allora, abbiamo un ultimo flash, Paolo da Colla, una pennellata proprio così conclusiva per immergerci dunque nel clima d'ascolto di questo concerto il 15 ottobre a Treviso. Che suoni ci dobbiamo aspettare in questo panneggio veneziano? Ma appunto si sentirà il suono di una cappella musicale, una piccola cappella musicale composta di una decina di cantori, quindi con voci maschili che hanno poi la particolarità insomma, le voci maschili diffondersi piuttosto bene normalmente tra di loro, insomma, perché così in qualche modo sia gli armonici di petto che quelli di testa maschili, ecco, in qualche modo creano una miscela timbrica così, che io trovo sempre molto, molto interessante. Sentiremo poi diversi stili perché sentiamo una missa da cappella, quindi una messa scritta in uno stile più osservato a quattro voci, una missa brevis in realtà, come anche nello spirito di tutto il periodo diciamo post-conciliare, quindi della Controriforma, insomma. E poi sentiremo invece una Salve Regina, una di queste composizioni appunto trovata alcuni anni fa
dal musicologo Luigi Collarile, una composizione, quindi una nuova aggiunta al catalogo di Monteverdi, in cui invece è un elogio della dissonanza, delle durezze delle ligature, cioè le dissonanze e i ritardi che danno naturalmente sale a questa musica, quindi una musica che esalta in qualche modo i contrasti, quindi musica in qualche modo più barocca, ecco, di quella che sentiremo nella messa. E poi ascolteremo le litanie che si cantavano molto spesso a Venezia. E si riteneva appunto che vi fosse stato un intervento mariano, ecco, che aveva in qualche modo permesso anche di vincere la battaglia di Lepanto contro i turchi. Insomma, questa era un po' l'opinione diffusa in città, e le litanie rappresentavano una sorta di ringraziamento, anche le litanie lauretane, e si cantavano a Venezia così come nella Basilica di Loreto, e si cantavano spesso, e Monteverdi le pubblicò più volte a stampa, proprio evidentemente perché avevano una grande diffusione, un grande impiego nella liturgia della Basilica. Insomma. Quindi queste sono, diciamo, le composizioni più... E poi sentiremo naturalmente anche musica organistica, e sentiremo musiche di Girolamo Frescobaldi, che era l'organista di San Pietro, il Vaticano, insomma, il più grande compositore di musica organistica di quell'epoca. Insomma, questo sarà un po' il quadro di questo programma, un programma breve ma ricco. E noi, Paolo, abbiamo inquadrato anche in questo affresco veneziano, più veneziano di così, da dove appunto ci stai contattando, dalla biblioteca del Conservatorio Marcello di Venezia. Paolo Dacol, grazie infinite, davvero affascinantissimo parlare con te e ascoltarti. Grazie. Grazie a te. E grazie agli amici della Fondazione Antiqua Vox che rendono tutto questo possibile, rendono possibile questi incontri di Vivere Musica, e rendono possibile anche festival come Baroque Experience. Dunque l'appuntamento con l'Ensemble Decaton per il 15 ottobre, Chiesa di San Francesco a Treviso. Grazie Paolo, un grande in bocca al lupo a tutti i musicisti di questo ensemble, e a presto. Grazie a tutti voi, buona musica, ciao.